Ha compiuto 7 anni l'appuntamento prenatalizio dei 35 club service del Tigullio, che consiste nella Santa Messa presieduta dal Vescovo al villaggio del ragazzo e in una cena con raccolta fondi a sostegno di una delle mense dei poveri del territorio. Quest'anno la mensa prescelta è quella dei frati cappuccini di Santa Margherita Ligure. È il sostegno del cuore, sinceramente, che ci viene dato, perché ci sentiamo supportati da una grande famiglia che vibra con noi anche al di fuori di questo incontro lungo l'anno. La mensa offre un pasto per 30-40 persone in media al giorno, con punte anche più alte. Il sostegno dei club service servirà anche per allargare il servizio dei frati alle persone che vivono situazioni di marginalità. Non basta dare da mangiare alle persone se non ci accorgiamo che, ad esempio, molti di loro non hanno manco i denti, perché allora vorremmo aprirci al servizio al di là del nutrimento che è provvidenziale, perché esistono le persone che hanno fame, la vera fame, ma al di là di questo prestare un'attenzione alla salute. Nella sua omelia il Vescovo di Chiavari ha posto l'accento sull'inizio del tempo di avvento e sulla condizione di attesa dell'esistenza stessa, invitando a non soffermarsi sul compimento di desideri immediati come il progresso o la realizzazione di un obiettivo. E la sfida per noi come comunità è proprio questa: aiutare tutti a sentire ricca la propria vita, una ricchezza autentica. E la ricchezza autentica è determinata dal fatto che c'è un cammino che si compie, un'attesa che va colmata. Per i club service l'appuntamento con il Vescovo è ormai una piacevole e consolidata consuetudine. Sì, è un momento molto bello perché ci unisce tutti i club service che hanno finalità diverse, ma tutte rivolte sul territorio, alle persone, e ci unisce in questo momento la solidarietà e la carità per le mense e per le persone in difficoltà. Quante persone hanno aderito a questo appuntamento quest'anno? Circa 200 persone. E siamo molto contenti perché abbiamo visto anche che sono molto distribuite tra i club, quindi vuol dire che tutti i club sentono abbastanza in maniera uniforme questa iniziativa.